Ciao a tutti ragazzi e benvenuti all'interno di questo nuovo gameplay di Battlefield 1. Come potete vedere siamo pronti a intraprendere una nuova avventura. Oggi in difesa con l'impero germanico. Sempre una modalità operazione questa volta, operazione conquistare l'inferno. Allora, abbiamo la medaglia, esegui 20 uccisioni con l'LMLG. Intanto ho scelto una nuova mitragliatrice M del 1909, sembra a mio parere migliore della Lewis che stavamo utilizzando appunto in passato con il supporto. Attenzione, attenzione, guarda quello. Attenzione, attenzione. Stiamo perdendo l'obiettivo Alfa. Calma. Allora, vediamo di prendere A. Oh. Attenzione. Abbiamo perso l'obiettivo Alfa. Ora lo riprendiamo. Tanto abbiamo le granate a gas che possono essere utili in questo caso. Niente, una bruttissima posizione. Attenzione ragazzi. Vediamo un po' di tenere sotto controllo questa posizione. C'è fuoco e fiamme. Dai, ricarichiamo un attimo e vediamo di lanciarci in avanti. Benissimo, l'abbiamo ripreso, ottimo. Che c'è qua? Altro gas, maledizione. Rottura di scatole. Sì, io uso sempre il gas anche per questo motivo, perché limita gli avversari in una maniera davvero spaventosa. Sparare col fuoco non mirato è davvero molto più difficile. Attenzione. Attenzione. Possiamo... Ho anche il mortaio a corto raggio, che potrebbe essere molto utile. Le mitragliatrici ovviamente diventano più precise se effettuiamo degli intervalli tra un colpo e un altro, tra una serie e l'altra di colpi. Oh mamma mia. Vai ragazzi, via di qua. Attenzione. Entriamo qua dentro, entriamo. Vai, mitragliatrice pesante. Questa dovrebbe essere quella adatta per la nostra missione. Intanto ci hanno buttato il gas proprio qua dentro. Che mira. Attenzione, altro fumogeno. Siamo proprio sotto. Oh! Ma no! Ah, fucile a pompa. Comunque, vediamo quanto siamo. 1-2. Sì, prima sono spawnato un attimo. Comunque, al posto della pala mettiamoci il coltello da combattimento. Perfetto. E andiamo su B. Abbiamo il mortaio, forse... Oh, ma dai, dove mi ha fatto spawnare? Dov'era questo? Vediamo. Doveva essere qua. Ah, eccolo. Abbiamo eliminato. Ok. Vediamo di riprendere il controllo della posizione B. Eccolo qua. Abbiamo anche il nostro mortaio. Ecco qua. Vediamo un po' dall'alto che cosa c'è. Ecco qua. Abbiamo colpito il primo bersaglio. Un altro colpo. Dai. Forza. Vediamo. Stiamo perdendo l'obiettivo Alfa. Vai. Forza. Abbiamo perso l'obiettivo A. Maledizione, 91 ci credo che è ancora vivo. Ci uccide ora ragazzi, guardate. Ah no, meno male. Ok. Abbiamo perso il settore. Vai. Abbiamo perso il settore, no, dobbiamo andarcene. Via. Ripieghiamo. Maledizione. Andiamocene via. Ritirata riuscita. Preparati a Perfetto, abbiamo anche la possibilità di scegliere qualche piccolo aeroplanino. Vediamo di metterci qua dietro, vicino a questi cespugli. Vediamo se ci possiamo nascondere qua dietro. Allora, eccoli che arrivano ragazzi. Cerchiamo di bloccare l'avanzata. Vediamo un po'. Eccoli che arrivano appunto da queste altre posizioni. Tiriamo qualche fumogeno per capire come si stanno muovendo. Eccoli che arrivano. Proviamo a concentrare il fuoco sul centro. Colpito in pieno ragazzi. Abbiamo fatto 60 di danno. Vediamo un po'. Stanno avanzando anche dall'altra parte. Eccoli là. Addirittura esistono mortai che possono colpire anche aerei, ma secondo me è già molto difficile colpire la fanteria, figuriamoci gli aerei. Eccolo qua. Oh, dobbiamo cambiare zona. Sono tutti sul frontone opposto che stanno avanzando.
Ecco qua, ecco qua, ecco qua. Prendiamo il cannone fisso. Wow, attenzione. C'è qua. Abbiamo qualcuno dietro. 95 di danno, ancora vivo. Meno male che abbiamo gettato la granata a gas. Oh. Stiamo perdendo l'obiettivo Bravo. Con calma. Carichiamo. Questa mitragliatrice nelle medie distanze è davvero ottima. Ragazzi, sono tutti a sinistra che stanno avanzando. Gettiamo un po' di munizioni. Qua abbiamo... Che cos'è questo? Medico? Non lo so. Tanto c'è... Oh, via, via. C'è un cecchino. C'è un cecchino. Ma perché non corre, maledizione? Questo è il fucile che abbiamo visto l'altra volta da medico, che non era granché. Andiamo qui. Allora, sì, purtroppo ho solo... Vediamo un po' come personalizzazione. Abbiamo solo il mortaio. La caricatesia potrebbe essere utile. Il mortaio è utile, ma per una soppressione, ma fino a un certo punto, oltre un certo valore non è che è tanto utile. Ci serve, ma solo in alcuni casi. Attenzione. Sarebbe meglio avere la bomba adesiva, molto più utile. Vediamo, vediamo un po'. Oh, 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 oh. Abbiamo perso l'obiettivo Bravo. Maledizione. Sì, più che altro il mortaio ci fa dare un'occhiata un po' dall'alto per capire cosa sta succedendo. Vediamo un po'. Ecco, vediamo in B cosa c'è. Proviamo a sparare un fumogeno più in là. Ecco, ci sono vari soldati sulla sinistra. Vai. Eccolo là il medico. Proviamo qua giù. Vediamo un po'. Sembra abbastanza sgombra l'area. Sono tutti sulla sinistra. Eccoli qua, tutti qua. Fuoco, vediamo un po'. Eccolo, eccolo, eccolo. Colpito, 33 di danno. Vediamo ancora. Ah, ecco che arriva un carro armato. Questo lo possiamo danneggiare per bene. Eccolo. 12 punti di danno. Vediamo un po' ancora. 20 punti di danno. Mi sa che abbiamo terminato, ragazzi, le munizioni. Abbiamo, penso, 10 colpi di mortaio ogni turno. Ogni serie. Vediamo un po'. Ecco, deve essere... Ah no, ha cambiato strada. Si conviene ispezionare prima con il fumogeno e poi 12 punti di danno. Un po' più a sinistra. Troppo a sinistra. Vai. Vai, 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 vai. Oh, si è spostato. Gettiamo un fumogeno qua in mezzo. Ah, eccolo là. Gettiamone un altro qua. Perfetto. Oh, oh. Ricarica. Bene. Bene. Sparano dall'altra parte. Andiamo di metterci qua dietro. Allora, vediamo un po'. Fumogeno. Analizziamo la situazione. Ce ne sono un paio qui che si avvicinano. Vediamo qua giù. Ma non ne vedo. Abbiamo perso l'altro obiettivo. Sì, Beta è a posto. Ci sono tantissimi soldati alleati che lo stanno difendendo. Andiamo verso A, alloggi domestici che stanno perdendo il controllo. Forza, forza, forza. Vai, 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 vai. Vedo di accamparmi un attimino qua dietro e di dare supporto dalle retrovie, sempre se qualcuno non c'ha... Mamma mia, chi c'è qua? Ce ne sono parecchi. Eccolo, eccolo. Ah. Vediamo qua in avanti se c'è qualcuno. Sono tutti dove c'è quella casa. Vai, 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 vai. Mamma mia quanti ce ne sono lì, avete visto? Qua, 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 qua. Vai. Vediamo, guardate quanti ce ne sono. Oh, colpito, ancora. Ancora, vai, un'altra cannonata. Mamma mia quanti ce ne sono. E ancora, qua avanti, guardate, oh. Allora,
Ricarichiamo un attimo con calma. Ce n'erano tantissimi. Questo qua è il miglior mortaio che abbiamo. Diciamo è il mortaio che infligge il maggior numero di danni. 50 assalitori. Davvero li stiamo barricando. Guardatela. Peccato che questa mitragliatrice non ha modo di appoggiarsi in terra. Vai. Vediamo. Altro mortaio pronto. Mettiamoci qua dietro. Allora, vai. Vediamo un po'. Sono un po' più avanti. Un po' più avanti. Un po' più avanti. Sono qua giù. Ecco qua, appunto sono da queste parti. Continuiamo a sparare qua giù. Restano 20 assalitori. Vai, vai, vai. Così, 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 così. Vai, 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 vai. Aio. Abbiamo conquistato l'obiettivo alfa. Bene. Vedete ragazzi, riusciamo in qualche modo a dare sempre una mano. Anche da lontano riusciamo a dare una mano. Ok, facciamoci 2 passi in avanti. Qua dentro, questo è un ottimo posto per mettere il mortaio. Stiamo perdendo l'obiettivo bravo. Bravo. Vediamo un po' bravo. Sì, sì, stiamo difendendo davvero molto bene il settore. Ci siamo un po' riforniti. Nuovo mortaio. Sta mitragliando. Un carro armato. Un carro armato. Abbiamo perso l'obiettivo bravo. Bravo. E Alfa pure. Adesso che facciamo? Allora c'è quel carro armato lì che dobbiamo buttarlo a terra. Vai, mettiamoci qua. Fuoco immediatamente. Sta tornando indietro. Un po' più in alto. Vai. Vediamo se riusciamo a prenderlo. Abbiamo preso. Oh, mi sa che abbiamo vinto. Benissimo. Abbiamo difeso il settore, abbiamo vinto. Potete vedere un stile diverso dall'altra volta. Ci siamo adesso accampati. Noi invece abbiamo forza e volontà d'acciaio. Non cederemo. Ci siamo un po' appostati nelle retrovie. Abbiamo dato supporto. Come potete vedere ci siamo riusciti a difendere per bene. Altre 2 difese ragazzi per far terminare questa mappa. Il nemico è E gli americani hanno ricevuto, come potete vedere, un dirigibile per il supporto. Adesso cambiamo ragazzi stile di gioco. Lasciamo perdere il supporto e prendiamo il cecchino. Però volevo prendere l'aereo per fare un paio, per cambiare anche un po' stile di gioco. Vediamo qua cosa c'è come assalto. Per adesso lasciamo perdere. Mettiamoci su A con il cecchino, che è sempre il solito, che è questo. Vediamo se c'è un modo di salire al piano di sopra, se non è già caduto. Crollato tutto, c'è una nebbia immensa qui. Vediamo. Ah, c'è un mortaio. Non lo possiamo usare, mi sa. No. Allora, vediamo di andare qua. Ecco, qua c'è un ottimo punto dove posizionarci. Qua c'è. Attenzione, mamma mia, ci saranno un sacco di cecchini. Vediamo. No, 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 non esiste. Io non li vedo. Oh, 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 mamma mia. Ci ammazzano qua. Sta passando il carro armato. Fa una strage. Non posso neanche uscire di qua io. Mamma mia. C'è il carro armato. Ma cos'è che ci sparano? Sono colpi di mortaio. Facciamo una cosa. Mettiamoci la maschera. Vediamo se ci riesce questa giocata. Stiamo perdendo l'obiettivo alfa. Ecco. Così non dovrebbero vederci. E abbiamo colpito anche qualcuno. Non ci credo. No. Vabbè. E lì dovrebbe perdere un po' di vita. Dai, 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 usciamo di qua. Allora, vediamo se c'è un aereo. Non c'è un aereo, maledizione. Qua cosa c'è? Cos'è questo? Vediamo. È una specie di... Ah no, niente, un assaltatore. Allora. Eccolo. Fuori. Oh, oh. Colpito ragazzi, 75% di danno. E che c'è un po' di nebbia laggiù. Ok. Mamma mia. Ricarica. No, ecco il mortaio appunto in questi momenti. Oh, meno male c'è un medico. No, però l'ho visto il mortaio là sotto. Dai, alzalo sto sguardo. Basta, quanti colpi stiamo? Ehi, oh.
Ci siamo incantati. Stavo mettendo 100 colpi. Allora, c'era un mortaio, se non sbaglio, da queste parti. No. Ma chi c'è qua? Ma come ho fatto a mancarlo? Andiamocene via. Ma che è tutto sto rumore? Oh! Crollato, precipitato il dirigibile. Ancora però B lo teniamo. A lo conquisteremo. Si spera. Vediamo. Colpito. Ma non vedo un accidenti. Niente. Colpito. Cioè sembra stupido, però indebolendoli del 70%. Poi per i mortai o per qualche granatina è molto semplice buttare a terra un soldato. Quindi forza. Ma finché tengono A e B riusciamo a conquistarla, a tenerla sotto controllo, non è che ci sono grossi problemi. Vediamo se possiamo. Oh, chi c'è qualcuno? No, vabbè. Ci avrà colpito da qua. Eccolo là, infatti. Comunque, quanto abbiamo fatto? 8 uccisioni, non male. Perfetto. Passiamo oltre. È che tu sto dirigibile che è precipitato ci ha bloccato un po' la vista. Allora, mettiamoci qua. Vediamo di fare un bel giro sulla sinistra. Attenzione, qua c'è qualcuno. Purtroppo i soldati in movimento sono una rottura di scatole da prendere. Conquistato l'obiettivo Alfa. Maledizione. C'era il carro armato dei Pokémon. Ecco, dei Pokémon, il carro armato dei Pokémon. Guardate a quello. Niente. Fermo. Maledizione. Ok. Sì, in effetti quando si è bersagliati da un cecchino la cosa migliore è continuare a correre e non fermarsi, evitare di buttarsi a terra, perché quello è il momento migliore per farlo fuori. Quindi ho colpito addirittura 80%. Secondo me il BAR è uno dei fucili migliori dell'intero Battlefield, perché è preciso, potente. L'unica pecca è che ha 20 colpi, mi sembra. Quindi intanto abbiamo ripreso A. Quindi ragazzi, ottimo lavoro. Qua c'è qualcosa, non ho capito cosa c'è. Ah, un veicolo, che cos'è questo? Ah, un carro armato pesante, lo lasciamo fermo qua. Vediamo qua cosa c'è, ragazzi, attenzione. Bersaglio, vari bersagli che si muovono. Eccolo. Fermo, spostati. Eccolo, l'avete visto? No. Beccato. Gli avevo prima strappato un pezzo di vestito dalla parte della spalla sinistra, poi l'ho colpito. Attenzione. Ah, ricarica. Stiamo perdendo l'obiettivo Alfa. Alfa è nostro ancora. Perché c'è tutto questo maledetto fumo davanti. No. Ma dov'è? Ah, eccolo, infatti. Oh, quanti cecchini. Ne ho uccisi 2? Non me ne sono accorto. Vediamo, ricarichiamo un attimo. No, maledetto. Cioè, potevo mai l'aereo d'attacco mi ha ucciso con la mitragliatrice, poi per aerei, neanche per fanteria. Allora, sono tutti su A. Volevo prendere però, maledizione,
un aereo. Non è possibile. Vediamo se... Ecco, perfetto. Mi hanno messo di nuovo qua dietro. Vai, 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 vai. Guardate quanti sono. Guardate quanti sono. Là c'è il carro armato dei Pokémon. Guardate a quello. Abbiamo perso l'obiettivo Morto. Alfa. Qua, dietro il tronco. Forza. Ah, quello è alleato. Vai, vai, ricarichiamo. Questo è un buon posto, eh. Cos'è quello? Boh. Eccolo, 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 eccolo. Ah, siamo lontanissimi però. Vediamo un po' qua giù. Ci hanno preso adesso beta. Obiettivo Alfa. Passiamo da una parte all'altra. Ci sono altri 74 uomini che stanno avanzando. Non stiamo andando male però. Vediamo qua. Eccoli, eccoli. Ecco, guardate quanti ce ne sono. Preso. Oh. Preso. Preso. Oh. Guardate là quanti ce ne sono. Ragazzi, ma che sta succedendo? Ne stiamo uccidendo uno al secondo? Stiamo perdendo l'obiettivo Alfa. Ucciso. Un attimo di pausa, ragazzi. Buttiamoci qua a terra. Basta col contatto visivo. Cerchiamo un attimo di recuperare. Vediamo. Che ce ne sono talmente troppi. Ci hanno preso anche Alfa. Meno male, abbiamo ripreso beta. No! Vabbè, era normale. Questa è una zona... Mamma mia, dove ci ha sparato. Però ragazzi, ne abbiamo uccisi parecchi, tipo 6 nel giro di 2 minuti. Riprendiamo B, è importantissimo. Ma erano, cioè, troppi. Avete visto? Tutti buttati là a terra. Davvero. Fammi scendere. Vediamo se su Alfa possiamo regolamentare un po' la situazione. Il nostro fucile. Sono salito di livello, sono passato al 12. Però ho comprato appunto quella mitragliatrice pesante. La prossima volta comprerò un altro fucile da cecchino. Preso nel fianco. Scappato, maledizione. Sto fucile fa male, ma dipende anche da dove andiamo a colpire. Quello getta gas dall'aereo. Come potete vedere ci sono anche aerei particolari con... Attenzione qua su. Ci deve essere qualcuno. Aio. Giù. Ricarichiamo. Con calma e pace. Allora, vediamo un po'. 41% di vita. Ok. Abbiamo conquistato l'obiettivo Alfa. Perfetto. Ragazzi, cambiamo posto. Vai, 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 vai. Qua a terra. Uff. Vai. Ci stanno... No, perfetto. Abbiamo vinto, ragazzi. Altra parte... Altro settore difeso. Gli americani hanno subito gravi perdite. Quei folli non si fermeranno finché non saranno tutti morti. Quindi prepariamoci per l'attacco finale. Questo è l'attacco finale, ragazzi. Però voglio giocare in un altro modo. Abbiamo giocato cecchino, assalto. Adesso voglio provare l'aereo o magari il carro armato. Vediamo un po'. Altro dirigibile per gli americani, come potete vedere.
dirigibile rompe le scatole in una maniera unica perché con quel mitraglione che c'è là sopra. Oh. No, non è addirittura. Vabbè, allora, ci siamo presi lo scout, il supporto, proviamo qualche altra cosa. Ad esempio l'assalto. Sì, potrebbe essere interessante. Vediamo di giocare, di abbassare un pochettino il ritmo cecchino e più che altro aumentiamo il ritmo. Guardate un po' questa bella pistola che ho comprato. È una revolver della fine dell'800. È fantastica perché è molto imprecisa. Però se per caso dovessimo andare a colpire l'avversario, andiamo a togliere 20 punti di vita. E quindi con un 3-4 colpi, colpendolo bene, lo andiamo a buttare a terra. Quindi è davvero un'ottima arma. Quindi se un nemico ha anche 50 punti di vita, con 2 colpi lo uccidiamo. Allora, questo dobbiamo giocare in un altro modo. Dobbiamo stare attenti. Più che altro dobbiamo... Qua dove siamo? Allora, punto B, punto A. Là sotto siamo per adesso sul lato opposto. Vediamo se posso muovermi per di qua. Voglio passare a prenderli da dietro. Torna nella zona di combattimento. Abbiamo perso l'obiettivo. Vai, 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 vai. Il pollo è pronto, ragazzi. La suoneria del cellulare. Devo adesso metterlo in silenzioso. Oh, calma. C'è qualcuno che ci ha visto. Forza. Eccolo. Ok. Sembra stupido, ma quei 10 punti di vita fanno, perché di solito il nemico resta sempre con quei punti vita. 10, 15. No. Ah, vabbè, mi hanno colpito dall'altra parte. Ma il silenziatore non c'è. Cioè è disponibile ancora in quel periodo. Non era stato inventato. Non lo so. Vediamo. C'è il silenziatore? Vediamo. Ma non penso proprio. Infatti c'è solo un ingrandimento. Ma no, mi sa che i silenziatori ancora non ce n'erano disponibili. Va bene. Vai, 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 vai. Andiamo su B, andiamo su B, andiamo su B. B è del nemico. B è del nemico. Abbiamo perso l'obiettivo, bravo. B è del nemico. Granata a gas. B è del nemico. Ma com'è possibile? Com'è possibile? Cioè ho sparato. Meno male c'è un medico qua vicino. Cioè ho sparato non so quanti colpi. Abbiamo conquistato l'obiettivo, bravo. Mamma mia, ma chi è che ci sta sparando queste cannonate? Wow. Ma dai, cos'è? Abbiamo 10 punti di vita. Cos'è che arriva? Ma chi è che spara tutte queste cannonate? Ma sono aerei. Ah, ancora il bombardiere qua sopra. Il dirigibile, infatti. I nostri caccia devono darsi una mossa, se no veramente andiamo a perdere. Oh, c'è un cecchino, c'è un cecchino. Eccolo. Torna nella zona di Ok, combattimento. quello era un problema perché messo in quel punto andava a rompere le scatole. Oh, benissimo. Adesso si ragiona un po'. Dirigibile davvero, una rottura di scatole enorme. Ancora ci sono 177 soldati. Abbiamo perso l'obiettivo, bravo. L'ho preso, avete visto? Oh. Ah. Ricarica, ricarica. Abbiamo perso il settore. Quale? No, abbiamo perso. Ritirati nel settore successivo. No! Ah, peccato. Ah, peccato veramente. Ma come abbiamo fatto a perdere i settori? Allora, niente, non mi lasciano un aereo. Non mi lasciano un aereo. Vediamo un po'. Vai, mettiamoci un attimo qua. Vediamo che c'è.
Cioè voglio prendere un aereo e farvi vedere il napalm della prima guerra mondiale. Oh, eccone uno. Dov'è? Maledizione. Meno male. Ma no, dov'era? No, di dietro. Maledizione. Vediamo un po'. Ah, punto A. Obiettivo A perso. Ragazzi, qua adesso mi sa che se continuiamo così andiamo a perdere, perché basta poi perdere un settore. È molto semplice perdere anche gli altri. Avete visto? Abbiamo perso A e B prima in un men che non si dica. Quindi dobbiamo aspettare e stare un pochettino più concentrati. Allora, questo è alleato. Vediamo se è conteso. No, non è conteso. Mamma mia della nube di gas. Sono tutti là sulla montagna, ragazzi. Sono tutti là, sono tutti là. Eccoli che avanzano. Ci credo che non è morto. Ah, ma è il Juggernaut, cioè quello grosso. Dov'è? Oh, no! Ecco perché non moriva. Era, diciamo, corazzato l'Iron Man della situazione. Vabbè. Un aereo? Niente aerei. Ma neanche un carro armato. Cioè, a me piacciono i veicoli. Il fatto che mi è sempre piaciuto Battlefield, appunto, è stato il motivo per cui ci sono sempre stati, appunto, in questi ultimi Battlefield i veicoli. Io mi ricordo quando è uscito Battlefield 3 ero proprio interessato maggiormente ai veicoli che altro, perché non avevo, diciamo, quasi mai no, veramente mai provato un gioco in cui era possibile vivere la battaglia con aerei, carri armati, macchine, barche, fanteria, tutto nello stesso istante. Quindi è stato uno dei motivi principali per cui ho acquistato la serie di Battlefield. Allora, vediamo un po'. Attenzione. Vediamo un po'. Questo deve essere... Cos'è che ci... Come ci arrivano tutte queste cannonate dall'alto? Meno male, metà sono stati già falciati. Però loro arrivano tutti di qua. Tutti di qua arrivano. Eccoli, vedete? Vedete? Stiamo perdendo l'obiettivo alfa. Prendilo, 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 prendilo. No. Meno male che avevamo questo ragazzo qua accanto a noi. Avete visto come ci ha salvato? Però ho sbagliato io con la carica della baionetta. Vediamo. Mettiamoci qua. Che ci hanno preso? Ci hanno preso sia A che B e C. Ah, non la dobbiamo perdere, eh? Ah, non la dobbiamo perdere. Andiamo avanti. Saltiamo il turno. Vediamo un po'. Ci hanno preso. Facciamo una cosa. A ce lo prenderanno con molta facilità, quindi è meglio riprendere B. No, ci stanno riprendendo pure A. Ma dai. Ma dai. No, 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 no. No. Ma quanti sono? Vabbè, ma dai. Se tutta la squadra sta su B e su C non possiamo mai tenerli. E abbiamo perso. Ah no, hanno ripreso B, meno male. Dai, abbiamo solo pochi secondi per prenderla. Dai, dai, riprendiamo questa B. Riprendiamo questa B, dai. Meno male. Presa B, abbiamo ancora qualche attimo di respiro. Vediamo se possiamo prendere anche C. Forza. Sala da ballo è proprio il fulcro della situazione. È quella la sala da ballo. Abbiamo conquistato l'obiettivo Charlie. Bene, bene, bene. Questa è la famosa sala da ballo. Chi c'è qua?
Vediamo questa. Fantastica. Che ha come la secondaria? Ah, vabbè. Stiamo perdendo l'obiettivo Bravo. Bravo. Sto troppo pesante. Dobbiamo appoggiarci da qualche parte. Abbiamo perso l'obiettivo Bravo. Aspettate. Restano 50 assalitori. Aia, aia, aia. Maledizione. Volevo un attimino aprirmi un varco per vedere cosa potevo fare. Ok. Allora, C ce l'abbiamo, B anche. A la stiamo perdendo, però se continuiamo sempre così, uno perso, uno guadagnato, vinciamo. Abbiamo conquistato l'obiettivo Bravo. Tanto ne mancano solo 36. Penso in 2-3 minuti riusciremo a ucciderli. Vediamo un po'. Abbiamo chiuso il cancello. Mamma mia del gas. Vabbè, troppo gas. Allora, continuiamo così. Andiamo. Dai, dai. Oh, forse lo riesco a prendere. Forse lo riesco a prendere. Forse. No. Niente, non abbiamo possibilità di sceglierci un aereo. Allora, 25 nemici rimasti. Continuiamo così. Dobbiamo solo, ragazzi, mantenere le posizioni. Non uscire di qui. Magari giocare safe. Evitare giocate brusche. Sono tutti sulla sinistra. Queste granate sembrano stupide, ma fanno un danno. Cos'è questo? Ah sì, quel fucile dell'altra volta. Abbiamo vinto. Siamo stati promossi caporale e abbiamo preso 8000 punti. Dobbiamo essere fieri di noi, della nazione, del nostro grande impero. A casa ci osanneranno nelle strade. Anche questa operazione conquistare l'inferno l'abbiamo completata, ragazzi. Faremo solo questa parte perché qui fare una fase di partita porta via mezz'ora e anche più. Il popolo tedesco era ormai stanco di combattere e l'impero stava andando in rovina. Probabilmente gli alleati avrebbero vinto lo stesso, anche grazie all'afflusso di nuove forze americane. Operazione conclusa. Va bene. La prossima volta faremo un'altra operazione. Intanto vediamo se abbiamo preso il Battle Pack, magari quello... Vediamo quanti punti tanto abbiamo fatto. Abbiamo fatto 8300 punti. Così posso comprarmi anche un nuovo fucile di precisione. Abbiamo avuto una valutazione in difesa spaventosa. Guardate, quasi 1000 punti penso. Sì, più di 1000 punti. Ecco qua. 2000? Veramente. Vediamo un po'. Sì. Battle Pack, vediamo. No, questa volta no. Vediamo che abbiamo fatto. Allora, abbiamo fatto 24 uccisioni. Rapporto uccisioni morti 1,50. A nuovo livello. Nessuna rianimazione. Punteggio minimo. Punteggio al minuto 113. Perfetto. Vediamo tabella punti. Dovrebbe essere qua. Ecco, 24-16 in totale. Ma non è andata proprio male. Ecco qua, vediamo un po'. Rapporto 89 uccisioni, 61 morti. Sì, sì. Quindi ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto. Ci becchiamo all'interno del prossimo gameplay. Ciao a tutti.